ho visti. Quella non è la gente. Tu banderotte? Le morte, che serve. Prima partita con Codolo, questo è sabato, secondo attacco Era Mazza che non giocava. Era Mazza che non giocava. lui abbiamo chiesto gli altri No. no, abbiamo chiesto se non è che era fatto il salto che non ha fatto il crack ma lì si è Algerini col palletto tutte lì Il palleggio tutti? secondo me il palletto è fatto Anche secondo me. è abbastanza preciso È una bella macchina. C'è un film che non sbaglia neanche uno. Italiani campioni del mondo Bravo Elia. Bravo Elia. Devi su al bavolone. In Corea la Putin, Corea la squadra del bavolone, lo ricordo. grande Roma L'ho fatto. Paste. Dio paste.
amici del canale YouTube di Volley Veneto Venetus, ben ritrovati per questa ultima giornata di campionato a gironi di Volley Veneto, scusate, di Coppa Veneto. La formazione del Volley Veneto e la Volley sono la prima e seconda in classifica, l'accesso alle finali. Quest'oggi si giocherà per scegliere chi sarà la prima in classifica. Ricordiamo che a volley è prima in classifica con 9 punti, a seguire la formazione del Volley Veneto a 8, quindi queste due squadre sono già matematicamente promosse alle zone finali, quindi questa sera si gioca per il primo posto. Non abbiamo ancora gli starting six delle due formazioni, ovviamente, però diamo i roster delle due squadre, partendo proprio dalla squadra ospite della Volley di Schio, con il numero 1 Pecoraro Filippo, con il numero 3 Campana Alberto, con il numero 4 Dalla Vecchia Riccardo, con il numero 6 Mattia Filippi, con il numero 7 Annuni Benjamin, con il numero 8 Casalotto Luca, con il numero 9 Smiderle Nicola, con il numero 10 Zapponato Simone, con il numero 11 Marco Lucchetta, con il numero 12 Brazzale Gianni, con il numero 14 Pietri Brasi Mattia, con il numero 17 Ignata Lorenzo e con il numero 24 Tommaso Balasso. Risponde il Volley Veneto Venetus con la classica formazione di Albertini al numero 1, con il numero 2 Squara Leonardo, con il numero 3 Sasha Tarocco, con il numero 5 Marco Berinazzi, con il numero 7 Gatti Davide, con il numero 8 Soprali con il numero 9 capitano Cristian De Agostini, con il numero 10 Ivan Zivelonghi, con il numero 11 Filippo Garrò, con il numero 13 Antonio Tommaso, con il numero 14 il libero Michele Viola, con il numero 15 Davide De Giotto, con il numero 16 17 Cristian Lovato e a chiudere il numero 18 il secondo libero Nicolò Motterà. Le due formazioni sono già in campo, parte al servizio la formazione del Volley Veneto Venetus con il numero 8 Leonardo Soprali, De Agostini e Tarocco e Gatti al palleggio, no scusate, Gatti in difesa. Ecco che l'arbitro si posiziona sulla sua postazione, si può cominciare. Buona la ricezione della palla in attacco, la palla ancora nel campo della Volley, che riattaccare la palla fuori, punto per il Volley Veneto, che inizia con il primo punto di questo match, 1-0. Ancora Soprali Edoardo fuori dai 9 metri per il suo servizio. La mette fuori, acaba un lungo linea senza Tarocco, non c'è riuscito a trovarla, la posto 4 l'ha buttata fuori e permette al cambio palla Mattia Filippi di andare al servizio. Primo tempo di De Agostini, che poi esce fuori dal campo per il suo servizio. Capitano centrale della formazione del Volley Veneto. Vediamo se opterà per una battuta forte, sì, abbastanza forte. Buona la ricezione, possibilità di attacco da 4. Buon attacco, due pari, perfetto equilibrio in questo momento in campo. Ricambio paglia, Brazzale Gianni al servizio. Davide De Giorgio dalla pausa del Volley Veneto, che smanaccia il pallone fuori dal campo. 3-2 per le ospiti, che adesso tentano il break.
palla dentro nella zona centrale del campo del giocatore numero 13 Tommaso Albrigo, che porta in perfetto equilibrio il match e manda fuori dal campo il nostro palleggiatore. Dopo un'azione di batti e ribatti 4-3 per la formazione ospite della volta. 4-3. Altro errore del posto della formazione del Volley Veneto, 3-5 per la volley. Palla rete. Tarocco al servizio, sono cambiate tutte le numerazioni dei giocatori, quindi probabilmente avrà dato qualche numerazione sbagliata. Tarocco gioca con il numero 14. Pareggio, 4-5, 5 pari, scusate. De Giorgio ha messo giù un pallone non ricevuto benissimo dalla formazione ospite. Ancora Tarocco. Un grande attacco dal posto 4 del giocatore della volley, di preciso il giocatore numero 1 Pecoraro Filippo, permette alla squadra ospite di essere in vantaggio 6-5. Il numero 8 Casarotto Luca si prepara al servizio. Sei pari, attacco di De Giorgio da posto 2, lo posto veronese mette a punto il pallone del pareggio. Il giocatore numero 7 Annoni, che aveva cercato l'attacco da posto 4, buona la copertura di De Giorgio, che adesso permette alla squadra di casa di allungare, di essere un punto avanti. Punto ancora di De Giorgio. Un po' fortunato questa volta, ma la difesa del Volley Veneto è stata efficacissima sull'attacco precedente, 8-6, e la squadra di casa si porta 2 punti avanti. Porta avanti ancora di 2 la squadra locale per 9-7. Un bel primo tempo di Giorgio al servizio. Attacco centrale con Pallonetti che va a scavalcare il muro, 9-8. Comunque una bella partita al momento.
giocano a viso aperto le due squadre, si gioca sul punto punto. Viene chiamata la doppia sul palleggio di De Giorgio. No, protesta. Adesso che il capitano Di Agostini va a parlare. Siamo sul 9 pari, qualche protesta da parte del Volley Veneto, ma tutto rientrato, 9 pari. Perfetto equilibrio, è stata chiamata la doppia De Giorgio. Free ball ancora nel campo della volley. Secondo salvataggio consecutivo a parte di Volley Veneto. E questa volta il colpo muro non c'è stato. 10-9. Guarda di là, guarda. Proteste da una parte e dall'altra, qualche piccolo murmurio, ma alla fine tutto rientrato. Adesso la mia vista. 10-9. Rientrate tutte le proteste. Si può ricominciare a giocare. Buona la ricezione della volley, possibilità di attacco, ancora la palla nel campo della volley. Rapporto 4 è efficace, 10 pari, si va ancora in perfetto equilibrio. Fuori dal servizio il giocatore numero 6 Mattia Filippi. Un bel no look di Sasha Tarocco che permette alla formazione ospite di casa di andare avanti di un punto. Gran bel attacco questo di Tarocco. Ricordiamo che Tarocco viene dalla Serie B, è un giocatore comunque che è abituato anche alla categoria superiore. Di Agostini al servizio. Free ball nel campo del Volley Veneto. Palla fuori. 11 pari. Errore del Brigo. Una palla abbastanza facile, ha cercato la parte lunga del campo, non trovandola. Viene chiamata la doppia palleggio per il Volley Veneto, 12-11. E adesso la volley avanti di un punto. E ancora Sasha Tarocco, la posto 4, mette giù dal diagonale. Rapporto 4 inganna la difesa, non riescono a intervenire i giocatori del Volley Veneto. 13-12 per la formazione ospite.
questa fase del primo set si sta giocando veramente punto a punto, numerosi cambi palla. Giorgio mette giù da conto 4 il punto del pareggio, 13 pari e ancora cambio palla che permette a Tarocco di andare fuori dai 9 metri. Del muro esce di pochissimo e il servizio Casarotto. Più 2 per la nazione e adesso a metà di questo secondo set nelle fasi cruciali il time out chiesto da Adriano Primo. 15-13. Anche perché non è che ti capi era abbastanza serio fisico, serio dopo il time out rientrano in campo le due formazioni 15-13 per questo primo set per la volley, ancora Casarotto al servizio. E Giorgio mette giù la palla del 14. Si lamenta il giocatore numero 10 Zaffonato perché stava arrivandoci col bagger e si vede sfuggire il pallone davanti. Si rammarica con se stesso per non essere riuscito a recuperare il pallone. Tommaso Albrigo fuori dai 9 metri. Palla fuori. Nessuno ha toccato. 15 pari, ancora equilibrio. Nel campo della volley, ancora il muro di De Giorgio permette alla formazione di Cagliari praticamente recuperare i 2 punti di gap e andare avanti di 1. 16-15. Centrali del campo, una palla non difficilissima, però i giocatori del volley Veneto non sono riusciti a recuperare. 16 pari. Coppia, il palleggiatore Mattia Filippi aveva cercato una seconda palla di buttarla nel campo di là. Sostituzione, entra Marco Bellinazzi al posto di De Giorgio per il servizio. Il 17-16. Il secondo palleggiatore di
di Volley Veneto è entrato in campo per il suo turno di servizio di De Giorgio. Momento di pausa, l'arbitro scende perché probabilmente sta andando sul tabellino per vedere tutto a posto. Nuovi tabellini elettronici a volte mettono un po' in difficoltà i segnapunti. 17 a 16 si può ricominciare. Esce Bellinazzi, rientra De Giorgio. Pari. Non passa il contro break 17-18. Ancora problemi con il tabellino elettronico. Speriamo non si vada avanti così per tutto il match. Ecco che si può ricominciare a giocare. Palla dentro, punto di De Giorgio, lo dice anche l'allenatore della formazione ospite. Attacco in lungolinea di De Giorgio efficace, ancora così per 18 pari. Molto potente. Free ball nel campo del Volley Veneto. (19 a 18). Cambia il break ancora. Palla dentro, 19 pari, equilibrio. Palleggio nella seconda linea in questo turno di battuta per la formazione della Volley.
19 pari. Punto dal 20 pari, astutamente con la mano sinistra il giocatore l'appoggia in posto 3 del campo avversario, portando ancora in equilibrio questa partita che fino a questo momento sta regalando spettacolo ai spettatori del Palasport di Bardolino. Il giocatore numero 8 Casalotto Luca, se non erro, 20-21. Al servizio il giocatore Pozzale Gianni. Free ball nel campo della volley. 21 pari, questa volta errore da posto 4 del giocatore numero 12 Brassale, che butta sulla rete un pallone invitante. Servizio del palleggiatore della formazione del volley Veneto. Time out, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni sulle 22-21 per la formazione di casa, con ragazzi al servizio. Riuscito a trattenere il bagger sull'attacco potente del giocatore della volley, permettendo agli ospiti ancora di mettersi in equilibrio sul 22 pari. A 22. A 22, ancora gli ospiti in vantaggio. Time out, stavolta si è fermato Adriano Kim.
Rientrano in campo le due formazioni sulle 22-23. La volley avanti di un punto al servizio della formazione ospite. Primo set ball della partita spetta proprio alla formazione ospite con il numero 4 Dalla Vecchia per il suo servizio. (24-23), errore abbastanza plateale della volley che aveva la possibilità di chiudere il match. Sostituzione nelle file del Volley Veneto, entra il numero 6 Squara Lemano al posto di un altro time out, intanto 23-24. (23-24), -1 per la formazione del Volley Veneto. Alla battuta Sasha inizia il primo set a favore della formazione. 3 minuti di pausa. Gioca qualcuno le 6. Gioca qualcuno le 6. No. Gioca qualcuno. Chi? Ah, guarda, sì, ok. Ti aggiorno. Da ieri? È giù da ieri? Chi ha fatto? 3-1. Vinto? Non ci cadevi? Gli utilizzati. Tiene. Te capito subito com'era.
siamo giocando. La prima partita. No. Poi dopo, Quando siamo messi là? Sì. Sì, è vero, mamma mia. Sì. Adesso lo vedo meglio. Gioco in Serie B dopo. No, tieni. Rientrano in campo le due formazioni, ricordiamo il punteggio finora 1-0 per la squadra ospite della Volley Schio, un punteggio che è maturato, una vittoria maturata alla finale del primo set, perché fino al 21 le squadre erano in perfetto equilibrio, poi un paio di errori della squadra di casa hanno concesso di dare il vantaggio agli ospiti, non sono più riusciti a recuperare. Attacco di De Giorgio, buon recupero della formazione. Del centrale del volley Veneto è efficace, 1-0, subito cambio palla e fuori dai 9 metri Sessi Tarocco. Se calcoliamo l'errore al servizio del 23-24, il secondo errore consecutivo in battuta per Tarocco. Al servizio adesso il giocatore numero 12 Brazzale Gianni. Palla sulla rete, anche lui un errore al servizio per la squadra di casa. Entra De Agostini nel cambio della rotazione del libero. Servizio da una parte o dall'altra consecutivo, due pari. Il servizio Riccardo Dalla Vecchia. Riccardo mette giù la palla del 3-2. Un bel attacco dell'opposto del Volley Veneto da Porto Via. È proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri. Anche lui che arriva dalla Serie B, l'anno scorso giocava in Trentino. Parità, attacco del giocatore Anthony Benjamin da posto 4, mette giù un bel diagonale, 3 pari. E si ritorna a giocare punto a punto in questo inizio di secondo set. Tanti cambi palle da una parte e dall'altra. Casarotto al servizio. La fine di ora non riesce ad arrivare nella zona di conflitto tra 1 e 6. E Casarotto porta a casa il vantaggio del 4-3. Partono meglio i giocatori della volley, ancora Casarotto al servizio, volta la palla abbondantemente fuori, 5-4. Basta! 5 pari. Il giocatore
del Volley Veneto. Ancora attacco in posto 4 e Giorgio non riesce a tenere il pallone alto. 6-5. Pallonetto di Tarocco che furbamente cavalca il muro furbescamente e beffa la difesa della Volley che ha cercato di intervenire non riuscendoci su questo pallone beffardo. 6 pari. E Agostini al servizio. Ed è un ace 7-6. Ancora di Agostini. Pallone fuori. L'arbitro dice che c'è stato una palla dentro. 7 pari. Ricominciare a giocare. Volley Veneto ha un attacco potentissimo di Sasha Tarocco in diagonale, i giocatori non sono riusciti ad intervenire. Lippo Gatti al servizio, il palleggiatore e il regista del Volley Veneto. Palla fuori. 9-7 per la formazione di casa. Smanacciata l'attacco dalla parte della Volley. L'ha presa proprio male con la mano. Cartellino giallo per il giocatore numero 5.
18 si può ricominciare a giocare. Dove palazzetto di Bartolino veramente pienissimo quest'oggi. Organizzati nel recupero, i giocatori della volley stanno macinando punti. Sembra che i punti dei veronesi del volley veneto non riescano più ad entrare. 10-9. Mani fuori di De Giorgio. Sasha Tarocco al servizio. Palla fuori. 11-10. Brazzale al servizio. 11-10 per la squadra della Volley. Veramente una bellissima partita, tanto spettacolo, una fatta bella. Ora Edo tua! Bell'attacco a posto 3. Molto bello. Una bella palla veloce, giocata molto bene, con i tempi giusti. Permette alla formazione della Volley di essere avanti di 2 punti in questo secondo set. Ricordiamo il primo vinto dagli ospiti per 25-23. Un bel mani fuori del gioco, 11-13. E Giorgio al servizio. Palla dentro, 11-14. Grande pipe di Tarocco, 13-14.
palla fuori, 13-15. La nostra postazione sembrava dentro, ma ci siamo messi in prospettiva sbagliata, la nostra valutazione conta veramente poco. 14-15, buono il servizio. De Agostini fuori dai 9 metri, capitano centrale della formazione del Volley Veneto, che si appresta al suo servizio. Ancora attacco del giocatore numero 11, Brazzale da posto 4, mette giù un bel diagonale. 14 sì. Palla fuori, 15-16. Palla fuori, 15-17. Ci avviciniamo verso la fine del set. Fuori dal campo va il giocatore, palleggiatore della formazione della Volley, Mattia Filippi. Time out da mister Adriano Quint. Ma ieri si è comprato male, ieri sì. La Villa se non svolta, Ritornano in campo le due squadre, siamo sul 15-18 per la formazione ospite che tenta l'allungo decisivo. La palla nel campo degli avversari. La battuta di Filippi ha messo in difficoltà il Volley Veneto. Secondo errore consecutivo nella ricezione da parte del nostro libero che le viola. Più 5 e adesso la situazione si fa veramente complicata per il Volley Veneto, sotto anche di un 7-0. A 20, perlomeno il cambio palla nella centrale del campo, attacco di Tommaso Albrigo. Vediamo se Sasha adesso riesce a fare delle magie per la sua squadra. La ricezione, la palla ancora giocabile.
16-21, un po' di confusione in campo per il volley veneto. A 22, time out, chiesto ancora da Adriano Fini. A 23. Questo set è andato per il volley veneto. Vediamo di riuscire a riordinare le idee e ricominciare tutto da capo con il terzo set. Nelle zone centrali del campo di numero 13 Tommaso Albrigo, 17-24, doppio cambio, esce il numero 13 Albrigo, ed entra Gatti. Davide Gatti al servizio, 17-24. Finisce 17-25 secondo tempo, con un bel attacco da posto 2, cambio campo, 3 minuti di pausa.
Rientrano in campo le due formazioni, ricordiamo il punteggio, la formazione di volley avanti per 2-7-0 con i parziali di 23-25, 17-25. Sono chiamati alla pronta riscossa i giocatori del Volley Veneto. Fortunata il servizio di Soprali Edoardo, che va a incrociare il nastro e poi cade nella rete avversaria. 1-0. Palla fuori del giocatore numero 12, Razzale, 2-0 per il Volley Veneto. E Giorgio non riesce a tenere il pallone in campo. Attacco da posto 3, una bella palla veloce. Consente il cambio palla alla volley di Schio e di accorciare le distanze. Palla fuori, due pari. Ha cercato di tagliare il pallone il giocatore opposto del Volley Veneto. Di però può essere lo mette entro i 3 metri. 3-2 per la squadra di casa. Ancora attacco da posto 4 nel muro, Volley Veneto riesce a fermare. Il pallone viene giocato verso la fine del campo. 3 pari, ancora perfetto equilibrio in questo inizio di set. Quattro a 3. Cinque a 3 viene dato cartellino rosso all'allenatore del Volley Veneto. E quindi un punto di penalità. Cartellino rosso a coach Adriano Quinn. 5 a 3. Quindi punto agli avversari della volley.
servizio del giocatore numero 12 della formazione ospite, ovvero Lazzale Gianni, che butta la palla abbondantemente fuori. Filippo Garrò al servizio, il palleggiatore di Volley Veneto. Esplode il palazzetto da una parte e dall'altra. Muro di Tommaso Albrigo. Viene annullato il gap dei 2 punti. Esplode la parte veronese del palazzetto di Bartolino, 6-5. Verona Volley, scusate, Volley Veneto è avanti di 1 punto. Sembra adesso essere un attimo in crisi la formazione di Volley Schio. Vediamo se prenderanno il time out. 4 punti consecutivi in questa fase di gioco. Sembrano essere galvanizzati i giocatori di Volley Veneto in questo inizio di terzo set. Ormai 8-5. Time out chiesto dalla panchina della Volley. 30 secondi di pausa. A 5 riprende il terzo set, ricordiamo i parziali dei 6 precedenti a favore di Volley per 23-25 e 17-25. La palla nel campo di Volley Veneto, possibilità di attacco. Questa fase di servizio di Garrò è molto efficace. Ha ricantato il colpo tutto nel molto pregevole questo attacco della formazione di Volley, a dimostrare la difficoltà di Volley Veneto a riuscire a recuperare palloni, quindi merito ai giocatori di casa perché la Volley è una formazione molto forte. Mette dentro la palla del 10-6.
4+4. Volley Veneto tiene a distanza di 4 punti i giocatori della Volley che cercano di ritornare in partita. È proprio l'autore del punto che si presta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Esploda il palazzetto di Bartolino. Doppia sostituzione nel campo della formazione della Volley, esce il giocatore numero 6 ed esce il giocatore numero 1. E qui entrano i giocatori, vediamo il numero 17 Gnata Lorenzo ed entra il giocatore numero 9 Smiderle Nicola. Cambio nelle formazioni qui a Volley, cerca di cambiare qualcosa la formazione ospite per vedere di riuscire a superare qualcosa. Il servizio Benjamin Nannoni. Volley Veneto. 13-14 più 6 ancora. E Giorgio al servizio. Palla nel campo del Volley Veneto, la possibilità di attacco. Il servizio il giocatore numero 1 del centrale di Volley Devola. Sostituzione, esce il numero 9 Smiderle Nicola e rientra il giocatore titolare, il numero 8 Lazaro. Vediamo se ci sarà il cambio.
il giocatore numero 6 Mattia Filippi ritorna al sestetto di partenza per la formazione della volley estivo, mentre De Agostini, capitano e centrale della formazione del volley veneto, si prepara fuori dal campo per il suo servizio. 16-10. Attacco molto potente da posto 4 per la formazione di Avole. Altra sostituzione, esce il giocatore numero 12 Braziale ed entra il giocatore numero 24 Balasso Tommaso. Per il servizio sul 16-11. Calcio della rete ha ingannato la ricezione del volley time out chiesto da Mister Maria, accorciare le distanze per l'azione 1, grazie anche a questo turno in battuta del nuovo entrato Palazzo che ha messo in difficoltà la ricezione della formazione veronese del volley veneto Venatus. Recuperano un altro punto i giocatori della volley. Stavolta la palla di Balasso è fuori, ma il turno di battuta è stato devastato. Esce il giocatore numero 24 e rientra il titolare Braziale e Gianni. Credo che non abbiano più cambi. In questo terzo set i giocatori della volley. Dalla vecchia servizio. Il centrale della volley si prepara alla sua rimessa in gioco. Con difficoltà la ricezione del volley
si è trovato un po' di difficoltà su questa battuta di Della Vecchia. Alla rete, 18-5. Tarocco al servizio. Sostituzione. Entra Schiara al posto di Leonardo Soppari. Leonardo fa il suo classifica. Nella zona di conflitto tra 5 e 6 mette giù un pallone importante per l'economia della sua squadra in questo terzo set, portando ancora al più 3 la formazione di casa e costringendo la formazione della volley a chiamare time out. Grazie all'errore di servizio del giocatore numero 8 Luca Casarotti per la formazione di casa. Servizio Gatti, il centrale del volley Veneto. Anche errore al servizio per i giocatori del volley Veneto. L'opposto del gol Veneto si porta ancora più di 3, 21-18. È proprio De Giorgio che si appresta a rimettere il pallone in gioco sul 21-18. È proprio l'autore del punto Pecoraro che lo porta al campo per il suo servizio sul meno 2. Efficace. Eliminato quasi del tutto il gap che avevano i giocatori della volley, complimenti a loro, però tanti errori da parte di volley Veneto. Trattenuta.
22-20, rischiato il fallo di pallone trattenuto. 22-20, Costituzione riesce, scuola e rientra il titolare Edoardo Sampaio sul turno di battuta del 22-20. Fuori dentro, dentro 22-21. Anche da qua sembrava fuori, però ho visto il presidente Bedinazzi che indicava gli avversari dicendo sì, è dentro, quindi lui era in posizione migliore rispetto alla mia. La posto 4 cerca il Mani fuori riuscendoci. Veramente una partita intensissima. Verona che era avanti di 6 punti sta battagliando sul punto punto. De Agostini al servizio. Intanto è uscito Gatti ed è entrato Tommaso Albrigo. Ace 24-21. Finalmente il ace di capitano De Agostini si fa un pochino respirare la squadra di casa. Mamma mia quante emozioni, 24-21.
Non posso vedere se stai fatto male. Non posso. Una volta, scrivermi che do io e tu che no. Vabbè, dai.
servizio in questo quarto set. Ricordiamo la squadra di casa sotto di 2-7-1, ricordiamo il parziale a cui si fosse messo solo adesso in collegamento. Stiamo parlando dell'ultima giornata di Coppa Veneto tra Volley Veneto Benacus e la formazione di Volley Ischio. 4-2 in questo momento nella zona centrale del campo, tornando il Brigo, 4-2. Ricordiamo che entrambe le formazioni sono qualificate. Al momento la classifica vede la Volley prima a 9 punti, il secondo Volley Veneto Benacus a 8 punti. Siamo sul 4-2 nel quarto set, il primo set a favore della Volley per Perselli 23, 25, 17. Terzo set invece con il 25-21 sembrano aver preso il percorso giusto i ragazzi di Adriano Fini in questo momento. Siamo sul 5-2. Ancora Sasha Tarocco al servizio. Ancora forte, questa volta sulla rete 5-3. Più 3 per la formazione di casa. E proprio il Brigo, tornato al Brigo è centrale fuori dai 9 metri, quindi Michele Viola si avvicina alla panchina, il libero della formazione di casa. Palla ancora nel campo di Volley Veneto, possibilità di attacco al suo avversario. Il muro di De Agostini, 7 a 3. Sembra aver perso smalto la formazione ospite, che era partita veramente fortissima. Comunque l'ha dimostrato anche nel terzo set. È una formazione che riesce a rimanere in partita da un momento all'altro. Prima per esempio l'arrivo di Baldasso, il numero 24, aveva fatto 3 battute ace consecutive. Time out chiesto dalla panchina della Volley sul 7 a 3, più 4 per i padroni di casa. Rientrano in campo le due formazioni dopo il time out chiesto dalla panchina della Volley. Ancora Tommaso il Brigo fuori dai 9 metri per il suo servizio. 7 a 3. Questa volta la parte centrale è efficace. 7 a 4. Da posto 3 viene messo giù un pallone diagonale che va a deludere la difesa di Volley Veneto. La palla nel campo di Volley, il muro lo smorza, riescono per allontanarla dalla parte di là. Mamma mia, tra il palleggiatore e l'opposto il Volley Veneto regala il -2 tra Garro e tra De Giorgio, non si sono capiti e il pallone è caduto per terra su un palleggio dall'altra parte.
a volley riesce a rientrare in partita da un momento all'altro, sfruttano tutti gli errori degli avversari, molto caparbi e molto concentrati questi giocatori di Schio, veramente una bella formazione. 7-6. De Agostini toglie le pestagne dal fuoco. 8-6. De Giorgio al servizio. La palla veloce. 8-7. Adriano Fin si lamenta con i suoi ragazzi. È un po' ingenui in questo frangente. Al servizio il giocatore numero 7 Benjamin Annoni. 9-7, mani fuori, l'attacco di De Agostini. Edoardo Soprali, schiacciatore di Volley Veneto. Ma quanta fatica ragazzi, quanta fatica. Forza, forza. Mettiamocela tutta. Ci offrono il servizio di Tommaso di Edoardo Soprali, i giocatori della Volley. 11-7. Ancora nel campo di Volley. Stavolta l'attacco Graziale e Gianni mette in difficoltà con un lungolinea, un no look, la formazione di casa. 11-8 e il cambio palla. Potente dal posto 4 di Sasha Carocco. 12-8 e De Agostini fuori dal campo per il suo servizio. Bovic 13-8, ancora Canotto, più 5.
sostituzione nel campo della volley, esce il giocatore numero 4 dalla vecchia Riccardo ed entra il giocatore numero, vediamo se si gira, 14, Pietri Biagio Mattia. Ancora De Agostini al servizio. Se era vero che ho fatto tutto che va Punto da rifare. Invasione, viene chiamata invasione, 15-8. Time out, questo dalla panchina di a volley. Sotto di 7 punti. Via le 8 stavo dentro. Errore a servizio. Filippo Garrò al servizio. Al pubblico, sostituzione, entra il numero 17 al posto del numero 8, quindi esce Casarotto Luca ed entra Gnatta Lorenzo. Vediamo se c'è qualche altro cambio. Garrò Filippo al servizio. Molto vicino alla nostra postazione, 9 punti di vantaggio, 9-9-18. Adesso sta andando sul velluto la formazione di casa, sembrano aver perso smalto e fiducia ai giocatori della volley. Esce il numero 7 Benjamin Iannoni ed entra il 24 Baldasso.
Fa riposare i titolari in previsione del tie break, la formazione. (19 a 10), attacco di Baldasso efficace. A servizio del giocatore numero 14, Pietro Biasi. Palla fuori, 20 a 10, ancora più 10 per i padroni di casa. Fuori al servizio Sasha Tarocco. Palla rete, 20 a 11, tanti errori questa sera al servizio da parte del nostro schiacciatore. Lorenzo Gnatta al servizio. Errore parte di Gnatta, 21 a 11, ancora più 10. Istituzione di De Agostini con il giocatore numero 16, l'altro centrale Davide Gatti. Tommaso Albrigo al servizio. Pallone fuori, vediamo se viene chiamato il tocco. 21 a 12. Fuori dal campo il numero 24, Baldasso. De Giorgio. Più 10 ancora. E l'autore del punto De Giorgio che esce dal campo. Errore di De Giorgio, 22 a 13. Tanti errori al servizio, mamma mia questa sera. Altra sostituzione, esce il palleggiatore, il giocatore numero 6 Mattia Filippi ed entra il secondo palleggiatore, il giocatore numero 9 se non altro, Smiderle Nicola. Fa riposare i titolari ormai sul set verso il coach della formazione di volley. Dell'Efficena del giocatore numero 12 Bruzzale, 24-14, set ball, 10 set ball per la formazione di Volley Veneto. (24 a 15).
Smiderle al servizio. Errore al servizio, 25-15. Finisce il quarto set dominato totalmente da Volley Veneto. 3 minuti di pausa, si va al tie break. Dentro che faccio bene, bene. Queste cose sono messo il film. Sulla anche tanta cosa. Io li ho visti, erano fatti vedere. Infatti ho fatto sempre finta di niente, ma allora noi abbiamo deciso che per la scelta della la prima ha sbagliato. Inizia il tie break, 2 pari, ricordiamo il punteggio dei set, i primi 2 a favore di Volley Schio, gli ultimi 2 a favore di Volley Veneto Venapus, 23-25, 17-25, 25-21, 25-15, ricordiamo che stiamo giocando l'ultima giornata di Coppa Veneto, tra queste 2 formazioni entrambe qualificate, si gioca per il primo posto. In questo momento siamo sul 2 pari, tie break. Alla fine, prima dell'inizio del match, a volley era 9 punti e Volley Veneto 8, si ricomincia. Quindi comincia bene, quinto set a favore del
capitano De Agostini, Cristian, che si porta fuori dal campo per la sua rimessa in gioco. Ace 2-0. Sembrano stanchi sul momento i giocatori di volley. Nel corso della partita ci hanno dimostrato la loro bravura e quindi sono una squadra che non è mai doma. Al momento però è uscito il carattere di volley che è riuscito a recuperare 2 set importantissimi. Luca Casarotto, 2 pari, no 2-1 scusate. Brazzale al servizio, Brazzale. Grande. Grande genialità del centrale Tommaso Albrigo, che vede posto 4 sguarnito e l'appoggia lì dove nessuno può arrivare. 3-1. Filippo Garrò al servizio. Attacco da posto 2 della formazione di volley, 3-2. Si riparte giocando punto a punto in questo tie break. Palla di De Giorgio è fuori, 3 pari. Errore da posto 4 dell'opposto della formazione di Volley Veneto che regala un punto agli avversari e permette l'aggancio della squadra ospite. Errore anche lo stesso sembravano sulle gambe nei primi 2-3 punti, si sono rifatti subito, abbiamo detto. Squadra mai doma la volley. Grande difesa ancora della formazione. 5-3. Veramente hanno recuperato alla grande dei palloni incredibili, onore a loro. Time out, chiesto da mister questi qua, che tutti sulle gambe prima di a 3, rientrano in campo le due formazioni. 2 errori consecutivi in attacco da parte di Giorgio Tarocco e poi del numero 13 Albrigo Tommaso, che è stato murato. 3-5 la formazione di Avolle si fa avanti. Palla fuori. 5-4. Tarocco al servizio.
si sia carburato, ripreso e ricomincia a fare ace. 6-4. Tanti errori al servizio da parte del nostro schiacciatore questa sera, hanno regalato tutti agli avversari, però nulla da dire sulla sua bravura in campo, può succedere. L'attacco di Tommaso Brigo, spostato nella zona tra 3 e 4, riesce a mettere giù il pallone nel 5-6, è proprio lui che va fuori dal campo per il suo servizio. Alla rete anche da parte sua. 7-5. Chiama tranquillità e calma Adriano Fina dalla panchina. Attacco che io conti consecutivo di volley Veneto fuori dal campo. E 8, si ricomincia. Sei a 8. L'attacco di De Agostini. E Giorgio al servizio. Un altro errore al servizio. Dopo Tarocco, dopo il Brigo e anche De Giorgio, terzo errore consecutivo al servizio, 6-9. Ancora nelle zone centrali del campo, ancora spostato da zona su da 3-4. Un altro punto di capitano Cristian De Agostini. Edoardo Soprali al servizio 7-9. È un'ingenuità dei ragazzi di Adriano P. Tarocco 8-10 da posto 4, mette tutta la sua potenza e manda Capitano De Agostini al servizio 8-10. Centrale del volley Veneto si appresta al suo flop. Giorgio prima non ha cercato l'attacco potente con un pallonetto. Time out. No, non c'è nessun time out. Entra il numero 24 Baldasso, che prima ha fatto molto bene nel suo servizio.
Otto a 11. Che bella attacco, adesso veramente sono ritornati in tutta la loro potenza i giocatori della volley, costringono Adriano Fino a chiamare time out. 8 a 12. All'inizio del quinto set, i primi punti di Veneto, i giocatori di volley sembravano sulle gambe, invece ho dovuto ricredermi, errore mio. Veramente molta bravura questi ragazzi. Una bella squadra, molto molto bella organizzata. Si riaccende il palasport di Bardolini, esce Baldazzo e rientra il giocatore numero 12. Razzale Gianni. Ritmo verrò al servizio sul meno 3 nella ricerca del recupero. Errore 10 a 12. L'attacco del giocatore numero 7 da posto 4, Benjamin Annoni non trova nessuna mano. Time out chiesto dalla panchina di Avoglio Schio. Dodici a 10. Ancora un errore di Cacaronte, palla fuori, 11 a 12. Da posto 4 ha cercato di tagliare tanto il pallone, questa volta il pallone è uscito. E si riavvicina al meno 1 la formazione di casa. (13 a 11), peccato perché il pallone di Garrò è uscito di un niente. Dalla Vecchia al servizio. Il centrale della formazione di volley. Errore al palleggio. 14, 13 a 11, 14 a 11. 3 match ball per la formazione di casa, per la formazione ospite. Su un errore di Garrò, De Giorgio era a terra, ha cercato di intervenire il numero 13 Tommaso Albrini. (14-12).
fatto prima. Sostituzioni ed esce doppia sostituzione, esce Tarocco ed entra il numero 16 ed entra Gatti. È entrato anche Scorà al posto. Abbiamo dato che sabato. Tommaso Rodrigo. Finisce qua, 15-12. Primo posto per la formazione di A-Volley, secondo posto per Volley Veneto. Ricordo il punteggio prima di salutarvi, allora finisce 3-2 per la formazione ospite di A-Volley Schio contro Volley Veneto Benatus, parziali 23-25, 17-25, 25-21, 25-15 e il tie break a favore della squadra ospite. Io vi saluto, buona domenica a tutti quanti.